Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, continua l'informazione su Video Regione 1 con la voce del Friuli, venuto a trovarci Claudio Polano, perché parleremo oggi di ospedali, tema sanitario sempre importante, mai da sottovalutare, perché come si dice le antenne sono sempre dritte, no? E in particolare per quanto riguarda il Gemona del Friuli. Esattamente, nei prossimi giorni, all'inizio del mese, in Consiglio regionale arriveranno le norme su quello che viene definita la governance, ovvero sia verrà deciso che la regione avrà un'azienda zero che farà da cupola per tutte e avrà 3 gradi aziende sanitarie territoriali. Come si dice, le conseguenze verranno gestite poi a gennaio, febbraio con uno successivo provvedimento di legge. A questo punto però noi chiediamo che venga chiarito già da adesso quale sarà il ruolo degli ospedali minori periferici, perché non c'è solo il Gemona, ci sono anche gli altri. E quindi chiediamo chiarezza, trasparenza, soprattutto perché la sanità è un qualcosa che non ha colore, non ha partito, tocca a tutti ed effettivamente finora non si è visto alcun cambiamento. Possiamo capire perché sono pochi mesi che la nuova giunta è al lavoro, il tema è molto complesso, non si possono fare fughe in avanti, siamo perfettamente d'accordo, però qualcosa si dovrebbe cominciare a vedere. Purtroppo le liste d'attesa continuano ad essere chilometriche, il sovraffollamento dei reparti è sotto gli occhi di tutti, qualche problematica nei pronti soccorso continua come prima. Infatti, se mi permette, Polano, proprio nei giorni scorsi mi sono giunte telefonate di gente che è abbastanza arrabbiata, per non dire altre parole, dove gli è capitato di veramente un'odissea, no? Andare all'ospedale e al pronto soccorso, magari per una ferita dovuta al posto di lavoro, perché magari una persona cade, si rompe il naso, arriva lì al pronto soccorso alle 6 e prima di mezzanotte una non esce, no? Perché dopo neanche tra infermieri e dottori si capiscono, perché magari non so perché non c'è l'infermiera, forse non doveva passare adesso, cioè da giallo diventa verde e via dicendo. Cioè, tanta gente mi ha scritto in questi giorni che ha trovato diverse questioni aperte, non solo a Gemona, ma addirittura a Udine, Palmanova, Monfalcone, Trieste, Gorizia, cioè la Tisana stessa e via dicendo. Cioè, queste odissee, no, all'interno degli ospedali che si stanno sempre più materializzando. Il problema di fondo è strutturale, quindi non è congiunturale ma strutturale. La mancanza di personale sia medico che infermieristico è ormai una cosa datata, io direi quasi quasi obsoleta. Vero è che a breve dovrebbero entrare in servizio quelli che hanno vinto il concorso, per esempio degli infermieri, i 450 infermieri, che dovrebbe essere una bella boccata d'ossigeno, però ancora non si vedono e sappiamo bene che le burocrazie imperiali ci mettono sempre di mezzo e praticamente fanno ritardare anche provvedimenti che sono veramente urgenti e indifferibili. È evidente però che ci deve essere, io dico, una zampata di leone sulla materia. Naturalmente dovranno decidere chi fa che cosa, perché evidentemente un surplus di reparti o d'altro ormai non è più concepibile. Dovremmo andare, secondo noi, verso strutture sanitarie che siano molto molto specializzate e naturalmente il più possibile vicine ai cittadini, perché oggi non è concepibile, parlo naturalmente dell'Alto Friuli, che si comincino esami a Tolmezzo, a Gemona o a San Daniele e poi magari si finisce a Codroipo o viceversa si va in montagna. Certo. Ecco, questi sono problemi strutturali che devono essere risolti dai direttori generali profumatamente pagati, che adesso molto probabilmente diventeranno commissari in attesa di passare alle prossime aziende. Da parte nostra c'è un punto di vista molto fermo. Noi pensiamo che, per quanto riguarda l'azienda 3, chi l'ha diretta finora non possa diventare a sua volta commissario. Speriamo che questo messaggio, detto già anche all'assessore Riccardi in apposita conferenza, venga recepito. E questa è una cosa importante. Senta, a proposito di commissariamenti e via dicendo, questa proposta di creare le tre aree sanitarie, Pordenone, Udine e Trieste, Pordenone, Udine e Trieste. Esatto. Qualcuno dice si sarà un agglomerato totale dove alla fine faranno un ulteriore
minestrone per cercare, insomma, con la scusa della riforma sanitaria, magari anche di accorpare tutto quello che era, diciamo così, la funzione della provincia e nel contesto poi dell'UTI, no? Cioè fare un ulteriore calderone ci si inventa, no? Ma secondo me c'è questo rischio, oltretutto una grande azienda territoriale come nel nostro caso di Udine che parte da Sappada e arriva fino a Lignano e va su a Tarvisio, onestamente mi pare un boccone molto grosso da gestire. È brutto a dirlo, però magari qualcuno tiene famiglia e ha bisogno di portare a casa la pagnotta, no? Allora stranamente la politica cambia, però a volte è come il genio della lampada, no? Tra i tre desideri si riesce comunque a trovare sempre un posto per qualcuno, no? Sì, questo potrebbe essere perché in effetti la politica, io dico sempre, è come le vie del Signore, è praticamente infinita, no? Comunque, al di là di questo, è evidente che ci dovrà essere un decentramento reale sui territori, perché altrimenti un'azienda così grossa non potrà andare avanti bene e soprattutto fare gli interessi del cittadino. È evidente che la montagna ha problemi specifici che la pianura non ha, perché a Trieste si può andare in ospedale con un autobus e in Alto Friuli non ci sono neanche le corriere o i treni per poter arrivare col mezzo pubblico. Quindi dovranno essere degli adattamenti molto, molto, molto precisi e puntuali. Se ci sarà ascolto da parte della politica regionale dei territori, questi problemi probabilmente potranno essere risolti. Viceversa, se faranno come la giunta precedente, i problemi rimarranno tali e quali, addirittura diventeranno ancora peggiori. Insomma, voi la baionetta non l'avete ancora staccata dal 91? No, nel senso più assoluto della parola, perché abbiamo contestato da 20 anni e passa a sta parte tutte le giunte regionali di tutti i colori. Se ci saranno risposte positive, ben vengano; se non avverranno, anche faremo quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Senta, cosa vuol dire perdere un sistema sanitario funzionante come quello dell'Alto Friuli? Significa depauperare ulteriormente la montagna e la pedemontana di un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione. Però è evidente, i territori montani ormai che si stanno spopolando pesano politicamente sempre meno e la pianura farà la parte del leone. Senta, ma secondo lei la colpa è solo da attribuire alla mancanza di denaro, perché la spending review e via dicendo ha dovuto in un certo senso dover rivedere la spartizione dei pani o dei pesci, oppure come dice il mio reuma preferito, i soldi ci sono ma bisogna spenderli secondo il vento che tira al momento? È una bella domanda. È evidente che i condizionamenti politici e partitici ci sono sempre stati e sempre ci saranno, però oggi come oggi, con i chiari di luna che girano, questo è molto meno tollerabile rispetto agli anni precedenti. È evidente che la sanità non solo non potrà essere toccata in termini reali attuali, ma addirittura, considerando l'invecchiamento della popolazione e i problemi che da ciò nascono, dovrà essere un qualcosa che dovrà essere implementato, non solo e soprattutto spinto, giusto? No? No, Esatto. perché la cosa divertente, sa qual è, Polano? Che magari su Facebook, no? E io continuo sempre a battere il chiodo, su Facebook o vai nelle osterie, perché io ho il brutto vizio di girare, no? Cioè vado anche nei locali, vado anche nelle osterie, perché una volta che Omar Costantini toglie la divisa di direttore, rimette i panni di Omar Costantini. Allora quel brutto vizio di andare a bersi il bicchiere anche nelle frasche, così, per sentire quello che la gente dice, perché su Facebook leggi la rivoluzione, vai nelle frasche, tutti spaccano il mondo, poi quando ci sono magari come voi che fate le proteste civili nessuno si presenta. È tipico del friulano quello di, come si dice in Furlan, bracata osteria, no? Però dopo, quando è il momento di dimostrare civilmente, pacificamente, per il riconoscimento dei propri diritti, c'è sempre una scusa per non uscire di casa e non mollare il divano alla televisione. Questo purtroppo ha comportato anche l'attuale stato di cose, perché se fossimo un popolo che conosce i propri diritti, anche i doveri, che sia chiaro, anche i doveri, le cose sarebbero molto diverse. Su questo ci gioca sporco molto spesso la politica. Io ringrazio Claudio Polano per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche della visione all'ascolto. Termina qui lo spazio informativo di Video Regione 1, noi torniamo come sempre, stessa rete, stessa ora, mandi e alla prossima.